La nostra città è bella, come sapete tutti, perché tante opere, tanti lavori, strade, monumenti, aiuole e fiori. Le panchine con i nostri nonni che guardano le cose belle di questo quartiere nuovo. Il Porto Nuovo Pazzana Centrale, un'opera monumentale come il crescente al mare, vicino al porto dove passa ogni trasporto. Abbiamo dato aiuto agli immigrati venuti dalla loro terra martoriata dalla guerra, povera gente. De Luca li ha ospitati, salvati dalla fame e freddo, arrivato sui balconi, malandati a rischio di morire. Salerno è diventata capitale di civiltà e impegno sociale, ma il merito vero a chi va? All'uomo più ingegnoso che ci sta, è il nostro De Luca. Con il suo impegno di questa città ha fatto un regno. Adesso Salerno è un carosello pieno di meraviglia e fantasia, come il paese dei balocchi, bisogna solo tenerla in vita. Dobbiamo essere tutti civili per tenerla ammirata da tutti, come un ammiraglio che comanda la sua flotta. Parliamo di un uomo che la gente apprezza, un uomo pieno di saggezza che idee buone ne trova. Il nostro De Luca, il nostro De Luca, il nostro De Luca, il nostro De Luca. Affascinante come Raoul Bova, è un uomo di principi, dai pensieri sempre attivi. Noi sappiamo, riuscirà ad abbellire la città. Lui è un idealista, ha creato le luci d'artista. Sulle pensioni lui è un campione. Ha illuminato la Salerno, ha reso l'ambiente più moderno. È un pensatore, un inventore, è un gran signore, è il migliore, ci ha sorpresi, resi felici di vivere qua, in questa fantastica città. Poi aiuta le costiere con i fondi conservati, smuove un po' di polvere per il disoccupato, dai lavoriamo. Il nostro De Luca, il nostro De Luca, il nostro De Luca, il nostro De Luca. Si è accesa la granata, ora tutta illuminata, addobbato come a Natale, di luci belle che brillano come fanno in cielo le stelle. Ma Salerno non è solo questo, non è solo le luci del nostro maestro. Salerno è pura felicità, è vita, una città unita. Attaccato dalle iene hanno fatto solo scene, come fosse un coyote. Lui non è fuggito perché è innocente, ha solo riso perché non ha colpa. Salerno lo difende perché siamo tutti avvocati e la giustizia ci viene dal cuore. Se io potessi gli darei 2 voti elettorali, ma lui sale lo stesso perché è vicenzino della nostra gente salernitana. Che bello, è aperta la metropolitana, posso viaggiare, veloce come il suo cuore, di tutti noi. Ha combattuto come un guerriero, con le parole giuste e le persone giuste, senza offesa a chi non lo vuole bene, ma noi siamo il suo popolo e lo amiamo, se no non era sindaco De Luca. Ma che bella la nostra città, tutta illuminata, è un segno di luce, è un sorriso per tutti noi. Vengono a migliaia a visitarla con i treni in metropolitana. Adesso ha vinto le primarie della nostra amata Salerno. E viva De Luca! E viva De Luca!